insomma, Ottavio De Stefano ha un talento, che è un talento musicale, che è la sua voce. Lui ha sicuramente un grandissimo talento, che è la simpatia, la bravura, la capacità di portare sul palcoscenico, o teatrale, o televisivo, o di piazza, quello che lui ha dentro, cioè questo spirito veramente straordinario. Ed è un attore che voi amate molto, che io amo molto e che devo dire in questi ultimi 11-12 anni d'insieme è stato sempre al mio fianco. Si chiama Enrico Guarneri Litterio. Buonasera signor Litterio. Anche lei buonasera. Con me e con tutti all'ultima puntata. Buonasera. Il signor Litterio Scalisi do Paesi. Buonasera. Come sta signor Rosa, Litterio? Oggi abbiamo, ciao. Oggi abbiamo il tutto esaurito quasi. Un sacco di giovani. Guardi, ci sono anche laggiù delle scritte per lei. Litterio, siamo fieri di essere tuoi compaesani. Va bene. Giuseppe e Salvatore, anche loro verranno da paesi dal quale lei arriva. Un saluto a Vincenzo e Cettina che sono nella sala, che ci vogliono bene. Sì. Saluti a tutti i nostri. Oggi devo dirvi che anche attraverso Facebook stanno arrivando veramente centinaia e centinaia di saluti, non li potremo leggere tutti, più tardi Desiree leggerà quelli che sono arrivati prima, però grazie a tutti, insomma ci stanno dicendo, adesso lo dico sia ad Enrico che al signor Litterio, che sono un po' tristi perché oggi finisce insieme. La settimana prossima faremo le repliche di queste ultime 3 puntate, perché in questi giorni col passaggio al digitale terrestre c'è stato un po' di confusione, ma replicheremo tutti gli appuntamenti e poi ci ritroveremo anche in estate. Che si dice a proposito di estate? Stiamo morendo locale. Questa giacca è di lana, io ci ho fatto la richiesta ad Antenna Sicilia. Me ne fa una stessa di cotone. Vediamo se è possibile. Quindi lei continua ad uscire anche con 40 gradi e forse anche di più con la giacca effettivamente di lana. Di lana. Quindi? Foderata, stai scorando. Esatto. Allora, è una cosa. Stiamo proprio, mi stai scogliando. Lo so, ma a casa sua moglie che dice? Tutto a posto, abbiamo avuto un lutto in paese. Una ciapotta, abbiamo cominciato bene stasera. Abbiamo avuto un lutto in paese. Chi è morto? È un lontano nostro parente. No, mi dispiace, questo mi dispiace. È successo che c'era un morto a mezzo a casa. Anche a casa sua, va bene. Addolorato, tutto quanto. C'erano i picciriti che capiscono. I bambini sono c'è innocenti. Un morto, c'è dei giocavano, sono innocenti. Se imbaiare la canilla stava cascando, stava picchiando a fuoco morto. Beh, certo. I bambini non è che capiscono che c'è il morto in casa e quindi c'è un'atmosfera sicuramente un pochettino più dimessa. Giocano, continuano a giocare. Un anziano, avevamo voluto con un coppo di sole, ci mancava che si pigliava a fuoco, magari che canile, è il destino. Va bene. Una cosa pazzesca. E quindi questi bambini giocavano? Giocavano, passavano sotto tabuto, giocavano. Ma sono bambini, sono bambini. Arrivato a un certo punto il figlio del morto, che era un papà, erano i nipoti, che erano papà dei picciriti, giustamente pigliavo €1, ci si sente, mattina, ne esce a casa da qualche cosa, basta che manchi un po', quindi a Ducaroso mancavo 5 minuti precisi. Se n'è andato con l'euro ed è mancato 5 minuti. 5 minuti. Ci ubbiamo questo euro, sapete delle macchinette che tu ci metti l'euro, gira e te ne escono le palle? Sì, soprattutto nei paesi c'erano queste macchinette, non so se sono ancora nei paesi, ci ha messo la pallina. E ne c'è una pallina da Intra e c'era un ciondolo con scheletro, sai un scheletro che si muove tutto? Sì, lo so. E perciò dopo ci arrivo la pallina, pigliavo un scheletro e se lo tornavo Intra un'altra volta. Certo. Con scheletro non deve giocare, il bambino è innocente, gioca. Suo padre, come ho visto, tutti a poco, ci sono sgraziato, vieni a casa, dammi sto coso, prima che ci pare che facciamo i bombonieri. Cioè, ha capito, non è possibile. Nel momento del lutto. Ma io dico però una cosa, adesso, lo dico anche ai sindaci, c'è il sindaco di Caccamo dove noi siamo stati, c'è il sindaco di Saponara, perché adesso daremo contezza della cifra che è stata raccolta grazie alla vostra beneficenza per gli alluvionati della provincia di Messina, c'è il sindaco di Ragusa, il sindaco di Nicolosi, però dico, tutte cose nel suo paese succedono, tutte le cose strambe, tutte ora le ci cose stiamo preparando, signor Rosa. Per che cosa? Per l'estate. Vi state preparando per l'estate? Già domenica siamo andati a mare. Ah sì? Sì, ne scendiamo a Giardino Naccas. Sos. Io paro cretino, signor Rosa, invece... ma in fondo poi lo so. Ecco, benissimo. Perché io ho pensato, ma io chi mi avvio nel traffico di domenica, certo, che ha un segreto è partire presto. Bravo. Esatto, perché bisogna evitarlo il traffico, non mettersi dentro il traffico. A sveglia alle 4, alle 4, alle 3:30 mi sono sì, perché io appunto, ma poi la stacco sempre io. Sì. Me ne scendete da sotto piano piano, me la vai, me ne scendete dalla macchina, abbiamo caricato tutte cose. Perché lei quando dice mi lavai, perché non è la prima volta che lo fa, lo sottolinea, come se fosse una cosa strana? Perché c'è un sacco di gente che non si lava, signor Lorenzo. Quindi lei lo vuole sottolineare per invitarli a farlo? Mio cugino Alfio non si lava. Mai?
non si lava. Niente. Allora si è ingrasciato come io non hai visto mai. L'ugna dei piedi, parlando con rispetto, si taglia una volta l'anno. Ma come fa? Scusi, una volta all'anno è impossibile. Dice che fa male. Ho capito. Ingrasciato. Sì. Lei ce l'aveva presente che noi persone pulite, di cui durede niuri, che avevamo menseita dei piedi? Ma che schifo. Io dullavo a menseita dei mani. Ma non è possibile, ma dai, ma non è Un uomo così. ingrasciato. Ma quando si lava che fa? Così... Io quando me lavo, Certo, sono lei. una rosa, che fa, stai scherzando? Io non talivo caldo, non talivo freddo. No. Ora con questo caldo me lavai in da pila. L'abbiamo detto anche Poi l'altra a volta. pila, amici miei, a dita a pila chi da di cemento. Sì, quella rosa, antica. che da 1,5 metri di cordina attaccata a un rubinetto, Sì. garapo l'acqua e a pressione. Ma Bravo, tonificante. Vacante, la candigina, ma la candigina andava a testa. Ma scusi, La pulizia è bella. senta, la pulizia è bella, ma ci sono i prodotti proprio per questi scopi. No. Per la testa c'è lo shampoo. Hai visto riso, che la candigina, mi insaponai tutto. Tutto. Un sapone a pezzo, sapete un sapone a pezzo? Di Marsiglia, di Marsiglia. No, do paese, che sono da paese. Ho Questo capito. bianco, mostracaio da un godo. Si chiama Di Marsiglia, non è che do paese. Il sapone, quello a blocco, si chiama Di Marsiglia. Questo qua. Sapone di Marsiglia. Abbiamo strecai dappertutto, davanti, di dietro, parlano con rispetto negli organi genitori, tutto quanto. Se uno si lava tutto. E no, è poi chiaro. mi insaponai e sapevo di sapone, sapevo di candigina, da scumaccia, Certo. Quale spugna, quale spugna? Che cosa usa? Do muro mi streco io. A lei C'è un muro così stiato. Stiato. Così stiato. A me non mi piace lavarmi gli organi genitori, non mi piace. No? E allora che fa? Per la manipolazione. Certo. Chiamassetto un do strigature da pila, non c'è rotto cose. Poi mi abbiai un poco di acqua tutta addosso. Senta, siccome quando lei ha pronunciato la parola sistiato, Sì. ho visto che alcuni ragazzi più giovani hanno in qualche modo detto ma che cosa è il sistiato? Che cosa si fa con la cucina? Sì, questo il Che cosa si fa con la sistiato. cucina? Con la manicola. Poi si piglia a regola, un colpo da cucina. E allora A me questa cosa mi fa impazzire, perché è vero che si fa così. La manicola bisogna saperla maneggiare. la maniata della manicola si vede buona, no? E dalla maniata della manicola Si capisce un masso. si vede un masso. Vabbè, Si capisce così. un masso. L'abbiamo detto. Una Senta, volta allora, che mi tornate sono dal mare. lavato, Sì? signora Rosa, scendo da sotto, Sì. la macchina era parcheggiata Sì. davanti a casa, Sì. prima feci tutti i viaggi, tavolinette, mi portai un poco di spesa, Sì. tutto cosa, abbiamo riempito, mi sono sul portabagagli. Nel frattempo arrivava mio cugino Alfio, Benissimo. signora Rosa, Sì. la macchina, siccome io abito in una strada che è un poco dichianata, Sì. quando tu la guardi di sotto è dichianata, Certo. però se la guardi di sopra è decalata. No. È bella strada, è una Scusi, cosa... aspetti, perché queste sono cose... Lei ci dice delle verità veramente Sì, sì, sì. straordinarie. Cioè, la sua strada, se Sì. la guardi da sotto verso, Sì. verso sopra, è... Dichianata. E se la guardi dall'altro lato... Decalata. Ma E difatti io non capisco perché nel paese la chiamano una chianata dell'etterio. Ma che sia? Perché Non se c'è uno viene modo. di sopra non è decalata, Certo, certo. è la calata dell'etterio. È vero, è Giusto? vero. L'ho chiamata la strada dell'etterio. Certo. Basta, signora Rosa, Sì. chiamano da sta macchina, Sì. dice ora a giro, Sì. la giro per sistemare la pronda decalata, Certo. non si sa mai quando Esatto. è carica con tutta la famiglia. Sì. Quindi salgono dalla macchina, Sì. prima ce lo vai o ce lo fanno da sopra. Perché lei la conserva, la posteggia col celofan? Certo, è tutta camugliata, non ci manca che piglia acqua, cose. Ce l'hai, ce lo fanno, a mi sono dato cofano, a chiano da macchina. Sì. A sale mio cugino Alfio che mi aveva dato una mano, Sì. allora io chiudo lo sportello, Alfio, Scusi, se la macchina ha due sportelli... Infatti disse, che mi dice la macchina da trasportare la Esatto. saccio? Come mai? Sango io, chiama Alfio, Che era successo? avevo scoppiato. Ah, sì? E ancora avevo a partire e avevo scoppiato. Che avevo a fare? Signora Rosa, Che doveva fare? clic non ce n'aveva, No. meno male che c'era Alfio. Sì? Disse Alfio, io sta macchina. Cioè, Alfio è in grado di alzare una macchina come se fosse un crick? Perché scoppiai del posteriore del lato sinistro. Del? Posteriore di mano manca. A sinistra, la ruota posteriore di sinistra. La 600, se vi ricordate, c'ha un motore di dietro. Certo. Quindi pisa. Sì. E Alfio con queste mani, con le sue, Sì, non con le sue. con quelle di lui, Sì. che sono queste. Sì. E invece queste di chi sono? Queste sono le mie. E invece... Quelle erano di Alfio. Ma queste Questo qui... è un esempio. Un esempio. Con le mani, Sì. acchiappa la macchina dopo parafango. Sì? Carusi, così.
sollevavo dall'aria. Sì. Ti venisse presto, c'è sta rota. Certo, non è una cosa semplice. semplice. Appena a mano esatto, Sì. io piglio la chiave. Sì. Io ho 4 bulloni, Sì. c'ho 5 ci Alfio resiste. Io mi calai a mezzo anno, no? Sì. Cioè io era così, mi cercai di ci Alfio resiste. Pam! Hanno coppo, un bullone. Mi hanno altro coppo, pam! Aiutami! Andavo facendo tutto. Pam! Terzo bullone. Pam! Pam! Che? Che scapola la chiave. E allora? Che da chiave si isano dall'aria. Alfio mi sa così. Lo pigliai. Dove? Ah, Dove? negli organi genitori. Sempre lì, stasera ritornano. Che andesse sgruscio di campana. No! Certo. Ma com'è di ferro? Vabbè, è di insomma, ferro. Non è una cosa bellissima, eh? Al sol pensiero mi faccio male quasi. Io sono venuto tutta lei, si Alfio, ti struppiai. Mi disse no, perché? Che è successo? Non avanti su niente. Scippo di rota, ci metto l'altra, ci appuntai i bulloni, stavolta colpo da chiaviera verso il basso, che la testa, ci si può calare. Alfio cala, tutto cose pronte. Piglia la macchina, a chiave. Pigliai la chiave dalla scatoletta che da Siemens. Ma perché, scusi? La chiave della macchina la terza. Ah, quindi lei accende la macchina con la vecchia chiave della Siemens che non fanno più per No, infatti non io due tengo. proprio come cimelio. Magari sì. col chiovo parte, però col chiovo stotto, ciuccica così, poi giro, accendo il quadro. Non ce la facevo a spostare perché, ripeto, siccome state dichiarata, Sì. io mi scanto, che sto mano non tiene, la macchina se ne cala, Certo. la trovo da piazza. E allora che fa? C'erano i pietre messe, c'erano i roti girati verso la banchina Quelle davanti. e le pietre messe nelle macchine. Perciò ci si Alfio, presto, lo amici pietre. Sì. Allora ci levo i pietri che c'erano di dietro le ruote davanti. Rispetto a che cosa? Alle ruote di dietro. Cioè, Le pietre dove erano messe? le pietre erano messe nelle ruote di dietro, davanti. A che cosa? Alle ruote di dietro le ruote. Sì, ma esattamente dove? Davanti. A che cosa? Allora, le ruote davanti erano girate verso la banchina. E questo l'abbiamo chiarito. Poi? Allora, le ruote davanti non ne parliamo più. Lasciamo perdere. Erano girate verso Verso la banchina, sì. E ci ho lavato invece le pietre che erano di dietro. A che cosa? Alle ruote davanti alle ruote di dietro. Ma rispetto a cosa? Allora. Quella è la ruota di prima. Un Sì. mazzaio. Esatto. Se no non ti se ne niente. Tutto a posto. Mi si moto con la chiave Quello e, con la- e ce l'ho i pietri davanti alle ruote. Davanti alle ruote di dietro. Ma rispetto a che cosa? Allora io c'ho una macchina con 4 ruote. E questa ce l'abbiamo tutti una macchina con 4 ruote, fino ad ora è così. Due sono davanti E due sono di Benissimo. dietro. Quelle davanti sono girate verso la banchina, perfetto, ma quelle di dietro? Quelle di dietro sono di dietro e hanno le pietre davanti. A che cosa? Alle ruote davanti. Alle ruote di dietro. E le pietre dove sono messe? Vabbè, me ne stai No, Lei mi fa apposta. ma non glielo faccio apposta. Scusi, scusi, la televisione, adesso parleremo anche di cose importanti, la televisione ha un ruolo educativo e divulgativo. Se noi non riusciamo a dare alla televisione questo ruolo educativo e divulgativo... Purgativo. No, sì, qualche televisione ce l'ha pure, però ha tolto le pietre di dietro. Gira in ruote, mette in moto e mi mise pronto, decalato per partire. Nel frattempo scendevo con mia moglie, scendeva la moglie di Alfio, c'era magari Graziella, c'erano un figlio di Alfio, Filadelfo, c'era suo nipote Cirino, erano tutte pagine. Alfio, Filadelfo e Cirino. Parevamo a tre castagne, erano tutte pagine. Acchianiamo, giustamente, Alfio non sa nuotare, non so se lo sapete, non sa nuotare. Non sa nuotare. Un salvagente, non so cosa, perché l'acqua ci piace, però non sa nuotare. Se portavo un salvagente, io per sicurezza, c'aveva la camerataria chi da di rote, dei furgoncini. Dei camioncini, sì. Unchiata a pressione 2 atmosfere e mezzo. Allora, perché come a unghie, non è che avevamo un compressore al mano, quindi se la portavo già unchiata da casa, non c'era spazio per mettere questa cosa. Se Alfio mettiamola di su, dice non sia mai, dice mi scando quando all'autostrada poi a Bola non mi posso fare un bagno. E allora Alfio mettiamola in un cofano non c'è, mettiamolo di dietro Alfio come ci mette che c'è un motore, un motore poi si avvia alla bollezione, squagliano tutte cose. Dice ho capito, dice, ci penso io. Samise io sta un po' scomodo, Samise da sotto, mi ci assetto d'un gordo, mia moglie si mette vicino, mio figlio si mette vicino, un piccino si mette in gordo mia figlia, mia moglie si mette davanti, io guarda la macchina a caricata. Basta, se stavamo tutte cose, mi sa a camera d'aria. Che? La camera d'aria. C'aveva una valvola tanta. Lo so. Scusa, La valvola.
Buttana da No, no, questo è stato in più, questo è Signora superfluo. Rosa, la valvola, mettila verso il basso, Certo. non che la metti sopra. Ma non solo, quando ti assetti, Sì. dimmelo subito. Che la valvola... Io ho visto che io, come italiano, do specchietto, come si assettava, dice, ah! Chi è seduto? Io pensavo se sarà stanco, Ha trovato un po' di relax. però restavo un po' così. Che? Lei lo sa come si sgonfia la camera d'aria? Bisogna pigiarla, sì, bisogna C'è fare pressione. fare davanti. pressione, sì. Ogni scaffa che pigliava, Eh? io sentivo... E Affio che se ne calava di qualche centimetro. La camera d'aria si sgonfiava, ma Affio si unghava. Come una beveratura che dopo c'è una scaffa, ma così andava. Sbacantava la camera d'aria, due atmosfere immense su un ghiauito. Come eravamo a casello, calai il vitro per pigliare un biglietto, io volevo dire, lascia che piglio io, fece là, che spacciavo magari la macchinetta, signora Rosa. Siamo arrivati al mare e poi abbiamo passato una bella giornata. E questo qui ce lo racconterà tra un istante. Il signor Litterio Scalisi, venga, venga.